Migliaia di persone tornate a sfilare per le strade di Trieste. È il popolo dei No Ovovia sceso di nuovo in campo in corteo per ribadire la contrarietà a quest'opera considerata inutile e impattante. È una manifestazione per ribadire che è venuta l'occasione per dire definitivamente basta. Sempre stato contrario perché distrugge l'ambiente e non serve a snellire la circolazione. Perché è inutile, perché ci lavora, perché costa tanto, perché non abbiamo i soldi del PNR, perché è un giocattolo per il sindaco. Certo che è impattante, ma non soltanto. Qua dobbiamo essere insieme tutti quanti per dire al sindaco che prima di decidere le grandi cose bisogna che ci consultiamo. Questa città non è proprietà del sindaco di Piazza, siamo qui per dimostrarglielo, che siamo in tanti a credere in una città diversa, in un futuro diverso per Trieste e che è inutile ostinarsi tanto più dopo la perdita dei fondi PNRR. Questa è una maglietta, l'ho fatta io perché è eloquente. I cittadini hanno poca voce, alla fine del cittadino interessa poco alla politica. Siamo solidali con questa battaglia, è necessario dire no a quest'opera perché devasterebbe una fascia di alberi immensa, nel mentre esistono i treni, gli autobus e attendiamo che il tram venga ripristinato. Non c'è bisogno di spendere i soldi per creare nuove devastazioni. Un'opera insensata che peraltro è già stata bocciata da chi di dovere. Via! La lotta popolare! Spazza via! Tutti gli sguardi rivolti al cielo per il passaggio delle frecce tricolori sopra una piazza Unità piena di gente. Sono i momenti conclusivi della cerimonia per il 70° anniversario del ritorno di Trieste all'Italia, iniziata con i discorsi ufficiali delle autorità davanti a un pubblico composto da giovani e anziani e intere famiglie. È il sindaco Roberto Di Piazza a prendere la parola per primo, usando le parole del suo predecessore dell'epoca, Gianni Bartoli. La patria nostra è stata, è e sarà sempre l'Italia. Oggi è festa nel nostro cuore. In rappresentanza del presidente della regione Fedriga, impegnato negli Stati Uniti, ha parlato l'assessore regionale Fabio Scoccimarro, seguito dal ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Per me è una emozione molto particolare essere qui oggi nella piazza più bella d'Italia, nella città più italiana tra tutte le città italiane, cioè a Trieste. Dopo la lettura del messaggio della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, molto legata alla città di Trieste, della quale ha ricordato la storia ma anche il ruolo strategico proiettato verso il futuro, è toccato al Presidente del Senato, Ignazio La Russa, concludere i discorsi ufficiali. Le frecce tricolori che simboleggiano la volontà di tutti noi di sentirsi partecipe di un comune destino, quello della nostra patria, quello italiano. È il sentimento che 70 anni fa mosse tutta Trieste, tutte le ragazze di Trieste che cantavano con ardore che l'Italia tornasse a Trieste. E dopo un ultimo passaggio della pattuglia acrobatica nazionale, il solenne alzabandiera sulle note dell'inno nazionale. Droga, prostituzione, gestione dei posti letto, ma anche divisione e distribuzione del cibo. Un vero e proprio racket in tutto il Porto Vecchio di Trieste. Parliamo della gestione dei migranti che arrivano nel capoluogo regionale, ma a regolare l'attività sarebbero dei cittadini nordafricani da anni sul territorio. Stranieri che non hanno mai percorso la rotta balcanica. Persone che dal flusso costante di migranti che arrivano a Trieste hanno visto un'occasione e hanno deciso di prendersi la gestione dei magazzini abbandonati. Dagli stabili dismessi vicino agli stabilimenti Kral e Ferroviario fino a quelli all'ingresso monumentale del Porto Vecchio. In uno di quei magazzini, vicino al dormitorio improvvisato dietro largo Città di Santos, la maggior parte dei migranti non può entrare. Devono lasciare cibo e vestiti all'esterno della struttura. Ci pensano poi i capi a smistare tutto. Ecco quanto emerge dalle informazioni raccolte dalla nostra emittente. Insieme agli africani di varia origine come magrebini e tunisini, anche una banda afghana che gestisce soprattutto la comunità dei pakistani. I
migranti devono sottostare alle regole imposte dai loro aguzzini, altrimenti botte e bastonate. I capi di questo sistema e i loro soldati sono tutti dotati di coltelli, bastoni e altri oggetti per intimorire e in molti casi colpire coloro che non obbediscono. Alcuni capobanda sono vestiti acconciati allo stesso modo per farsi riconoscere, gilet color cachi, pantaloni neri e capelli tagliati a caschetto. Quello nato a Trieste è un sistema criminale che alimenta altra violenza, come quella dei nuovi gruppi di pakistani che agiscono contro gli stessi connazionali con tanto di sequestro, pestaggio e richiesta di riscatto. Un esempio fu l'episodio di un mese fa, un pakistano tenuto prigioniero in uno dei magazzini del Porto Vecchio. Il giovane si liberò da solo e riuscì a raggiungere una pattuglia della polizia locale per denunciare il fatto. Il mese prima ancora il primo sequestro ai danni di 3 cittadini indiani rapiti da una banda pakistana, mentre a inizio agosto la spedizione punitiva del gruppo afghano nei confronti di alcuni pakistani che avevano provato a ribellarsi. Che coloro che giungono in Italia dalla rotta balcanica vengano taglieggiati e la loro vita controllata da altri stranieri è cosa nota, ma quanto sta emergendo in questi giorni ha tratti ben più inquietanti. Ora comandano i nordafricani e il Porto Vecchio è una scatola chiusa dove dilagano violenza e degrado. Andiamo in mezzo a loro senza tracciare le operazioni, raccontiamo quello che succede. Guardate, c'è di tutto, delle tende improvvisate, gente che si appena mette le scarpe, persone che stanno mangiando qualcosa, tutti con i loro zaini, con i loro sacchi a pelo, con le loro borse. È scattato alle prime luci del mattino il blitz delle forze dell'ordine per sgomberare Porto Vecchio. 150 migranti che dormivano nelle varie aree dell'antico scalo sono stati fatti mettere in fila con documenti alla mano per i primi controlli. Si tratta di richiedenti asilo che però dormivano all'addiaccio perché ancora senza una sistemazione. Un'operazione di alleggerimento, quella di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Locale, per consentire il trasferimento di queste persone. Bangladesh, Pakistan, India sono diversi i paesi di provenienza dei migranti svegliati e chiamati a raccolta dalle forze dell'ordine. Poi i richiedenti asilo sono saliti sui pulmini per andare a svolgere le prime visite mediche. I'm from in Bangladesh. I interest from Italy. I like to Italy. I can work. Vengo dal Bangladesh, mi piace l'Italia, sono qui per supportare la mia famiglia, devo lavorare per fare questo, perché la mia famiglia è molto povera, ho moglie e figli e devo dare loro una mano. The family supporting him. I'm from India. Io vengo dall'India, sono andato via per questioni personali, la mia vita là era molto difficile e mi sono convinto dunque di venire qui a Trieste. Non solo il dormitorio di Largo Città di Santos, liberati anche i magazzini fronte mare vicino al Molo Quarto, la zona più pericolosa controllata da bande nordafricane e afghane che taglieggiavano i migranti, un vero e proprio racket di gestione dei posti letto, distribuzione di cibo e vestiti, oltre che spaccio di droga. Inoltre è in uno di questi magazzini che era stato sequestrato, legato e picchiato un migrante pakistano che però riuscì a fuggire. In corso di controllo uno dei magazzini del Porto Vecchio con personale della Polizia di Stato che sta vagliando stanza per stanza la situazione per capire quante persone sono ospitate qua dentro. Ve lo stiamo mostrando in diretta sulla nostra emittente e quindi a conferma anche di un lavoro più certosino e più complesso rispetto a quello che pensavamo fino a pochi minuti fa, perché la polizia è entrata anche qua dentro. Le forze dell'ordine presenti in una delle aree più problematiche del Porto Vecchio, dove sono avvenuti anche episodi gravi, spiacevoli di cronaca che vi abbiamo raccontato. E vedete, stanza per stanza, finestra per finestra, stanno controllando ogni parte del sito all'interno. Sul corpo di Liliana Resinovic inequivocabili segni da parte di terzi. È l'indiscrezione emersa in queste ore su uno dei fatti di cronaca più chiacchierati d'Italia. Spunta l'indizio che potrebbe dare la svolta al caso. È parte del contenuto della super perizia medico-legale del pool di esperti condotto dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, alla quale la procura aveva affidato l'incarico. La relazione, redatta dopo le analisi all'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Milano, verrà illustrata entro 2 settimane. La missione
intenzione è far luce sulla sorte della 63enne di via Verrocchio, scomparsa da casa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere nel bosco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni il 5 gennaio 2022. L'indiscrezione, confermata alla nostra emittente, apre quindi la strada ad altre ipotesi e naturalmente a nuove indagini. Le ultime analisi sul corpo di Liliana offrono un risultato diverso rispetto a quello della prima perizia medico-legale trasmessa alla Procura di Trieste, a firma di Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli, che escludeva l'azione di terzi. Lo scorso gennaio il giudice per le indagini preliminari Luigi Dainotti aveva rigettato la richiesta della Procura di archiviare il caso. Se da un lato la superperizia della dottoressa Cattaneo offre agli investigatori altre ipotesi, dall'altro col nuovo documento verrà confermata la morte per asfissia, un mistero che si infittisce. Ma quali sarebbero i segni evidenti sul corpo di Liliana emersi solo dalla seconda autopsia? Si tratterebbe di una piccola frattura alla lamina della seconda vertebra toracica che risalirebbe a poco prima del decesso e un'emorragia sulla mano destra. Cosa è successo dal giorno della scomparsa di Liliana al ritrovamento del corpo? La donna è stata intercettata da qualcuno quando la mattina del 14 dicembre di 3 anni fa era uscita da casa per poi non tornare. La 63enne è stata picchiata. Chi le ha provocato quei segni? Tutte domande alle quali gli investigatori dovranno dare una risposta. Già coperta. Conto che i cantieri possano partire entro l'estate dell'anno prossimo e decine di migliaia di persone possano muoversi in maniera sostenibile, davvero 1800 persone all'ora entro l'estate del 2027. Questi sono i tempi che ci siamo dati, il finanziamento è assolutamente coperto. La cabinovia si farà. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti mette le risorse per coprire lo stralcio del progetto dal finanziamento PNRR. La conferma è arrivata da Matteo Salvini al convegno L'Italia del Sì, progetti e grandi opere. È un progetto a cui tengo particolarmente, ha poi aggiunto il Ministro dal palco della stazione marittima, davanti a circa 300 persone tra pubblico e autorità. Di qui l'invito al sindaco di Piazza e a Massimiliano Fedriga di andare avanti su questa infrastruttura perché, ha detto, è strategica. Il leader della Lega, rispondendo a una domanda dei giornalisti, si è poi espresso a favore del terzo mandato per Massimiliano Fedriga. Mi sembra che io sono, la Lega è l'unica a favore del terzo mandato, tutti gli altri sono contro. E quindi dovreste chiederlo agli altri, perché la Lega è l'unica che ha votato in Parlamento per il terzo mandato. Infine il porto, quello nuovo che attende di conoscere chi sarà a guidarlo per i prossimi anni e quello vecchio che va verso la riqualificazione. Ci stiamo lavorando, entro fine anno ci sono 8 autorità portuali che vanno a rinnovo, ovviamente realtà importanti come Trieste, come Genova e come Palermo avranno la totale attenzione, la condivisione col territorio, soprattutto con gli enti locali e col sistema delle imprese. Il porto di Trieste sta crescendo in maniera incredibile, arriveranno anche decine di migliaia di persone, penso a nuova residenza, penso all'università, penso agli uffici. Spero che a livello burocratico nessuno rallenti, perché non sempre le sovrintendenze agevolano questo sviluppo. Poi purtroppo anche a Trieste c'è qualcuno che in maniera soggettiva, diciamo, non sempre accompagna lo sforzo del pubblico e del privato, però ci sarà una scelta ai massimi livelli per Trieste. Generali si è aggiudicata l'asta pubblica indetta dal Comune di Trieste per l'acquisto di Palazzo Carciotti con un'offerta di 13.200.000 euro. L'importo supera di poco la proposta della Carciotti SRL, che aveva presentato un'offerta di 13.152.000 euro, con una differenza di appena 50.000 euro. Il terzo partecipante, Flavio Dalle Fratte, consulente di Banca Generali, aveva invece avanzato un'offerta di 9 milioni, poco superiore alla base d'asta fissata a 8,8 milioni. L'apertura delle buste si è svolta stamattina a Palazzo Costanzi. Presenti i rappresentanti di Generali e della Carciotti SRL, mentre Dalle Fratte ha partecipato da remoto. Dall'amministrazione comunale sono arrivate parole di soddisfazione per l'esito della procedura. Forse è una delle più belle giornate della mia vita da sindaco, ma non è l'importo che mi interessava, è il fatto che non hanno comprato le Generali, che andranno a fare questa Academy e che investiranno sulla nostra città, le Generali che sono nate poi in quel palazzo. Per cui viva le Generali, viva Trieste e viva tutti. Loro pensano addirittura ad un investimento di 60 milioni di euro, per cui solo le Generali potevano fare un investimento così.
Dopo 3 aste andate deserte, l'aggiudicazione odierna segna un punto di svolta per il futuro dell'immobile, inizialmente messo in vendita nel 2018 con una base d'asta di 22,7 milioni, poi progressivamente ridotta. Ora si attende la formalizzazione definitiva e il versamento della cauzione del 10%. Non possiamo che essere soddisfatti dell'aggiudicazione di questa gara. Generali è la storia di questa città e darà sicuramente un contributo al futuro di questa città con la riqualificazione del Carciotti. Per il Comune di Trieste è importante anche da un punto di vista di riqualificazione del palazzo, un palazzo storico ricco di storia, ma anche la possibilità di avere un capitale che entrerà nelle casse comunali e che sarà speso in opere pubbliche, quindi la soddisfazione è doppia. Oggi è una grandissima giornata per il Comune, ma per tutta la città di Trieste. Con questa acquisizione Generali tornerà nella sua storica prima sede, inaugurata nel 1831. Vai. E ci fa sentire poco sicuri andare a studiare, ma non solo a noi magari, anche a professori o gli stessi bidelli che lavorano in un posto poco sicuro dove non si sentono magari a loro agio e dove non viene soprattutto fatto nulla, perché sono già stati fatti avvertimenti del fatto che la scuola stava cadendo a pezzi. La risposta è stata negativa. Studenti spaventati, arrabbiati e sotto shock dopo il crollo di grossi pezzi di intonaco dal soffitto della classe quinta F nella succursale del liceo classico Petrarca in via Tigor durante la seconda ora di lezione. Una ragazza è stata letteralmente investita dal materiale che le è cascato in testa. Una nostra compagna di classe si è alzata per staccare il computer che era in carica e come ha staccato la presa è caduto l'intonaco dal soffitto, è caduto pezzi di... appunto intonaco, pezzi di intonaco che tra l'altro l'hanno colpita, infatti la compagna di classe adesso è in ospedale. C'ha mal di testa e le hanno dovuto mettere un collare per bloccarle il collo in modo che non ci fossero ulteriori ripercussioni. Ho sentito più che altro il colpo, mi sono girato e ho visto la nostra compagna circosparsa di polvere. La ragazza fortunatamente non è rimasta ferita in maniera grave. Sul posto, oltre all'ambulanza per le prime cure della giovane, anche la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco. I pompieri hanno disposto l'evacuazione dell'intero istituto per permettere la messa in sicurezza della classe e svolgere tutti i rilievi. È bastato quindi staccare la spina dal muro per consentire il crollo. Gli accertamenti sono in corso. Tra l'altro tutti i compagni di classe presenti in classe in quel momento hanno respirato intonaco. Io stessa mi sono ritrovata a tossire per la successiva mezz'ora. Io invece per esempio ero a 5 centimetri da lei aveva il computer in carica, ha staccato la presa, io ho il telefono in carica, l'ha attaccato e lo stavo andando a prendere e mancava pochissimo che beccasse anche me. Questo episodio segue a quello dell'ottobre 2021, quando nella vecchia succursale in Largo Sonnino caddero calcinacci. 3 anni fa, proprio gli studenti del Petrarca avevano sfilato in corteo per chiedere più sicurezza nelle scuole. Ora il problema si ripete nella succursale del Petrarca di via Tigor, utilizzata proprio per sostituire quella di Largo Sonnino, perché è ancora in fase di ristrutturazione. Trandio Piscina, finalmente si vede la luce. L'atteso via libera dei tecnici di Ansfisa è arrivato. Ora finalmente si può programmare il rientro in servizio del mezzo di trasporto più amato dai triestini. L'ultimo collaudo, cui hanno preso parte anche il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, ha riguardato binari, carrozze, sistema di locomozione, impianto frenante, tratto funicolare e intersezioni con l'asse stradale. Dopo la mattinata a bordo e lungo la linea, finalmente è arrivato l'ok dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie. Stiamo lavorando per farlo partire perché è tutto a posto, abbiamo qui della Svisa che sono veramente gente molto in gamba e insomma lo facciamo partire dopo 8 anni che sono stato preso per il culo, finalmente lo facciamo partire. Ora inizierà una fase di 10 giorni di pre-esercizio prevista da normativa. Sì, oggi è una giornata importante, siamo qui con Ansfisa, con tutti gli uffici del Comune e anche Trieste Trasporti per le ultime verifiche dei binari e della vettura munita di fuori a pattino per darle in nulla osta l'avvio del pre-esercizio, un periodo di pre-esercizio che poi permetterà effettivamente l'avvio dell'esercizio con il pubblico, quindi è
un momento importantissimo, atteso da anni, un lavoro fondamentale e portato avanti da questa amministrazione con tanta fatica, questo è vero, però con tanto impegno e tanta volontà di vedere il tram essere di nuovo in movimento e vederlo quotidianamente su e giù sulla linea. Quindi è un momento importante e da domani avremo la possibilità di avere il pre-esercizio, quindi siamo arrivati finalmente al capitolo finale di una vicenda che ha avuto tanti problemi, ma l'importante è arrivare alla fine, l'importante è ottenere il risultato. Dunque, a quando il rientro dei passeggeri a bordo del tram di Opicina? Quando sarà regolarmente in servizio? Oggi non si può andare oltre l'indicazione a gennaio. Trieste Trasporti, titolare della gestione, deve infatti far rientrare ai comandi del mezzo i frenadori, come si dice in dialetto triestino, che hanno l'abilitazione ma al momento fanno i conducenti degli autobus, oltre alle nuove leve neopatentate, tenendo presente che in primis il tram ha un impianto frenante a pattino con cui bisogna prendere confidenza, oltre che il fatto che non si manovra in servizio da oltre 8 anni, vedi il famoso incidente del 16 agosto 2016. Sarà però un rientro in servizio al completo, con tutte e 4 le vetture operative più la quinta per eventuale rimpiazzo e l'orario completo, compresi i giorni festivi. La data esatta si saprà nelle prossime settimane. Sono oltre 1000, anche 1300 gli studenti scesi in piazza oggi in città per questo corteo studentesco dopo il crollo all'interno della succursale del Petrarca che ha provocato anche la ferita di una studentessa, per fortuna in modo non grave. Studenti del liceo Petrarca ma anche di altri istituti cittadini che chiedono a gran voce sicurezza all'interno delle scuole. Se mi crolla il tetto addosso mi ribello, più non posso. Se mi crolla il tetto addosso mi ribello, più non posso. Siamo arrabbiati, è impossibile che ci siano queste condizioni, bisogna fare qualcosa per cambiare non solo per la nostra scuola ma per tutte quelle di Trieste e d'Italia. La situazione in generale in Italia è terribile, come hanno detto prima 70 crolli soltanto quest'anno e ricordiamoci che l'anno scolastico è iniziato a settembre. Hanno partecipato anche altre scuole, anche insegnanti, anche docenti universitari, siamo tutti uniti in questa battaglia. Gli striscioni, scuole sicure, anche in inglese, support the building, not just our mind, our future depend on our safety too, caschi in testa, scuole a pezzi, per l'Ovovia 48 milioni e la scuola la abbandoni. Do you get déjà vu? Déjà vu del 2021 era già crollato il tetto, no? Sì, ero in prima e adesso sono in quarta e la stessa situazione si ripresenta. Ogni grande incendio comincia con una scintilla e la nostra scintilla questa volta è stata quel pezzo di soffitto caduto nel nostro liceo. Intonaco che, cadendo, ha fatto molto più rumore di quanto sembri. È il rumore delle nostre paure, delle nostre vite messe a rischio, ma soprattutto è il rumore della consapevolezza che qualcosa deve cambiare. Noi vogliamo parlare con tutte le istituzioni che sono responsabili di appunto indirizzare i fondi all'edilizia scolastica. È chiaro che il diritto allo studio non è una priorità di quest'ultime, soprattutto non è una priorità di questo governo. Nell'ultima legge di bilancio sono stati tagliati 41 milioni all'istruzione e non potrà sicuramente un taglio del genere risolvere i problemi di cui stiamo parlando oggi. Sono arrabbiato perché non è possibile che in un paese come l'Italia un soffitto crolli in testa a una ragazza, la scuola venga chiusa e gli studenti si ritrovino costretti a rimanere a casa a causa dell'incapacità di trovare una soluzione. Se mi crolla il tetto addosso mi ribello, più non posso. Se mi crolla il tetto addosso mi ribello. Basta, lo dico a tutti, basta. Se noi continuiamo a utilizzare per fare l'uscita sul giornale o in televisione gli interessi del cittadino contro gli interessi del cittadino, nascondendolo come qualcosa che deve difendere la presenza dell'ultimo punto che fa un'operazione all'anno, sotto casa però, vuol dire che facciamo male ai cittadini di questa regione. Quindi l'appello è basta. Il governatore Fedriga va dritto al punto, contrattaccando a opposizioni e comitati locali con visioni particolaristiche di una sanità che, soprattutto visto l'invecchiamento medio e l'inverno demografico, deve ragionare sempre più in ottica di sistema e non per rispondere a questa o quella esigenza di quartiere. Ecco il senso della chiara presa di posizione del Presidente della Regione in occasione della conferenza stampa di fine anno trasmessa in diretta integrale dalla nostra emittente. E ho detto, e lo dico qua con chiarezza,
da Presidente di Conferenza delle Regioni ai Presidenti di centrosinistra, della mia coalizione opposta, che se loro faranno scelte che vanno in questa direzione, nell'interesse collettivo, vado io nella loro regione a dire che fanno bene. Dunque i numeri: 370 milioni di euro in più a bilancio per il comparto sanitario, a traguardare una riforma organizzativa del sistema che non comporta però riduzioni di spesa. Quindi migliorarlo, renderlo più veloce, più accessibile e più sicuro. Se non fosse chiaro questo e qualcuno credesse che invece sotto ad ogni angolo di città ci deve essere il punto che eroga l'operazione a cuore aperto, vuol dire che non capite come funziona la sanità, ma soprattutto vuol dire che mette a rischio la sicurezza dei cittadini di questa regione. Infine l'aspetto scacciacrisi del provvedimento, che investe sul cuore economico del sistema regione per anticipare le turbolenze che inevitabilmente le varie crisi internazionali portano anche sul nostro territorio. La crisi ucraina con l'aggressione della Russia in Ucraina, pensiamo alla crisi Medio Oriente. Come ci condiziona? Pensiamo banalmente i passaggi delle navi dal canale di Suez che arrivano direttamente da noi. Per quello abbiamo voluto fare la legge del rafforzamento, perché pensiamo che dobbiamo avere le spalle larghe avendo l'incertezza della prospettiva, per non rischiare, o meglio di non garantire periodi di crisi a questa regione. Abbiamo voluto queste spalle renderle ancora un pochino più forti.